il teatro La Belbote Arena, la sfida, il derby tutto Giorgione. Stefano Testoni con le immagini di Andrea Di Giambattista, la regia di Andrea Di Giambattista per Futsal Veneto TV a raccontarvi l'emozione che ci regalerà la sfida tra Team Giorgione e Futsal Giorgione, 11ª ed ultima giornata del girone di andata, con i biancorossi che vogliono ritrovare la vittoria e vogliono blindare ancora di più il secondo posto in graduatoria. Il Futsal Giorgione che con Maloscio andrà a battere il primo calcio d'avvio. Aspettiamo il fischio del signor Renish di Bolzano che controlla le squadre in campo, gli allenatori, e dà il via con il fischio. Guardia nelle retrovie, pelle la palla per Muffadal che si gira. De Pieri, la girata, un rimpalla, il pallone favorisce, arriva da De Pieri, palla per Doreto, Bastini ci mette la pezza e poi arriva Maloscio che la sblocca trovando l'angolino alto. Dunque 1-0 per il Futsal Giorgione. Stefano Maloscio al minuto 3:22, contropiede Doreto va a sparare su De Chiara, la palla sul secondo palo di Maloscio dove arriva come un fulmine Capitan Daniel Duda che trova il raddoppio. 4 minuti e 36 secondi personali. Intanto Leosen è entrato, Bon, la palla in mezzo per Muffadal, in accordo da Baldassa. Stefani a match, non sono passati 6 minuti e spiccioli intanto Baldassa prova il destro direttamente tra le mani del collega Bastini che rilancia lungo verso Stefani che con la testa colpisce dove Josic e Caruso si davano fastidio. La riapre il Team Giorgione, 7:56 del team. Palla per De Chiara, Baldassa si accentra, va a calciare Caruso, lo scambio con Danieli, 52 ancora da giocare. Leosen per De Chiara con il petto, mette giù De Chiara, in mezzo il pallone e poi di petto il pareggio di Naim Muffadal. 10:15 con il pettone. Muffadal la mette alle spalle di Josic, sicura da libero Josic che rilancia lungo con forza, il gol di Maloscio sull'errore di Andrea Bastini che esce con i tempi sbagliati e arriva il nuovo vantaggio del Futsal Giorgione e probabilmente la tripletta di Stefano Maloscio. Ottimo Josic. Dietro per Leosen, pallone sul sinistro. Il pallone per Stefani. Muffadal, spara la porta, Muffadal. Si gira bene per De Chiara. Il pareggio del Team Giorgione con Gianluca De Chiara. 48 secondi, giocata di squadra. Muffadal la mette sul secondo palo. Correttissima. Un paio punti importanti, Bon sul fondo, però resta lì e poi arriva Stefani! Nicola Stefani mette per la prima volta la freccia in casa Team Giorgione e aveva respinto Josic, il pallone è rimasto lì e Nicolas, il birraio Stefani. Doreto a girare il pallone, poi Senna quasi a battere Bianchi. 3 punti con la festa di Brentoni, palla per Duda. Doreto la rincorsa di Duda che sbatte su Bianchi. Che De Chiara si accentra e va a calciare bene Bianchi. Sulla sinistra De Pieri si accentra De Pieri, l'imbucata che arriva direttamente alle mani di Bianchi. De Chiara per Muffadal sul secondo palo. Corner dietro per Senna. Modalità on il gioco. Scodella per Doreto. Un contro break del Futsal. Palla per Silvestri, il pallone in mezzo, il pareggio di Doreto da Silva, lasciato solitario al limite dell'area, un rigore in movimento, 9:48 il pari di Doreto da Silva. Alla fine, palla per Leosen la puntata, Cambo, palla per De Chiara, De Pieri si accentra, De Pieri scarica, Stefani che calcia dritto per dritto, il pallone che resta di Bon. Gol! Naim Muffadal stava bevendo il tè in mezzo all'area e poi ha detto la apro io e riporta avanti i miei. 5-4 Team Giorgione, 43 da giocare. Doreto il tiro, Bianchi! E così viene fermato Leosen
8 secondi, arriverà un rilancio lungo di Dalibor Josic che rientra dai pali. Josic lungo, esce Bianchi, recupera Naim Mufadal, il pallone che finisce lontano, 2 decimi di secondo, manca soltanto la trombata finale della sirena alla Belvote Arena e poi saranno 3 punti fondamentali. Josic lungo, sirena, è finita, vince il team Giorgione, la vince all'ultimo col gol di Naim Mufadal, un team Giorgione con i cerotti in corpo che ha saputo resistere all'ottima partita di un futsal che, ripetiamo, non avrebbe mai meritato di perdere. Che emozioni finali, un applauso al team che ha vinto, ma un grandissimo applauso va ai ragazzi del futsal Giorgione Mister Gasto Simeonato che, ripetiamo, oggi non meritavano di andare a casa con una sconfitta. Una vittoria importante, quella del team Giorgione. La vince il team Giorgione che ritroveremo qui il 10 gennaio per la prima di ritorno con Liga e Futsal Cividale. Ci rivediamo però qui live 3, 4, 5, 6 di gennaio per le Final 8 di Coppa Italia di C1 del Veneto, maschile e femminile. Stefano Testoni vi ringrazia, augura a tutte le vostre mogli un caloroso Natale. Grazie ovviamente e tanti auguri ad Andrea Di Giambattista, a Michele Di Giambattista per una Veneto Futsal TV. Buonanotte, viva il futsal, buon Natale a tutti!